Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, inizia una nuova settimana, una settimana di passione in tutti i sensi. Oggi puntata 122, siamo in attesa che entri anche il direttore, vedo che siete già tantissimi e cominciamo a salutare tutti quanti. Ecco qui buongiorno, ben trovato, decisiva per Nazionale Cagliari, sia lato sportivo che lato stadio e anche lato fantacalcio, giustissimo, giustissimo. Tracala, buongiorno, decisiva in un senso buono, però speriamo, ecco. Ci sono diverse decisioni che devono essere positive, diverse situazioni che devono essere positive, quindi insomma una settimana bella bella caliente. Like di fiducia, grazie Domenico, buongiorno a te, buongiorno Pier Giorgio, buongiorno Faccio, ben trovato. Vedo che non sono più da solo, facciamo entrare. Eccolo qua, buongiorno. Buongiorno e buona settimana. Buona settimana ricca, ricca, ricca. Hai visto che è cambiata la grafica di StreamYard? Sì, ci ha dato il buongiorno. L'hanno fatto io l'ho visto già l'altro giorno in realtà. Ma io non entravo da giovedì, quindi chiaramente certo. Ne hanno approfittato. 4 giorni che non entri, adesso ti facciamo il tutto. Esatto. Bravissimo, bravissimo. Diventata a pagamento sul tuo conto anche, tra l'altro. Mi hanno chiesto questa cortesia da StreamYard. Chi sono io per dire di no, d'altronde, quindi insomma. Ci sta. Assolutamente. Ciao Simo, ben trovato. Buongiorno Violetta, buongiorno a tutti, buongiorno Bilancizio. Sì. Confermati 5 crediti, ragazzi. 5 cambi, non 5 crediti. No, scusa, 5 cambi, non 5. E poi dicono, ho sentito Luca Di Leonardo, sono 5 crediti. No, 5 cambi. Siete i soliti crediti truffaldi. Sì, truffaldi. Il solito Di Leonardo imbroglione. Capito? Allora, hai ragione. Sì. So, fate le plusvalenze e fate il mercato. Giusto. Per me settimana corta, venerdì free. Grande Marco. Yeah. Allora, non l'ho voluto dire, l'hai detto tu. Non era mica una parolaccia, scusa, non ho capito. No, vabbè, ci sta assolutamente. C'era un'altra domanda, ecco, sul discorso... perché ovviamente c'è anche la nazionale domani, quindi parliamo di mesi e mesi di articoli con visualizzazioni facili, con qualche settimana di interesse e attenzione se si vince in Bosnia, sul fatto che sembra che qualcuno sia contro la nazionale. Eccoli qua, 3 articoli Gazzetta con tempismo rivedibile, immagini rubate. Non sono convinto che una parte della stampa nazionale dispiacerebbe troppo per la mancata qualificazione. Ma spero di no, ragazzi, no, sarebbe veramente non sono di questo avviso, nel senso che comunque c'è sempre questa falsa credenza che ai giornalisti faccia piacere rimestare nel torbido, sperare che le cose vadano male. Può anche essere, qualcuno sicuramente avrà anche questo tipo di tendenza, ci mancherebbe, però è vero che finché c'è qualcosa di cui parlare, questo lavoro si farà sempre, però è chiaro che insomma è sempre
meglio un po' per tutti, anche per chi fa questo lavoro, raccontare vittorie, raccontare qualcosa che anche che funziona, non solo qualcosa che non funziona. Perché comunque raccontare quando si vince è più bello, almeno personalmente è così. Se no poi diventate come Luca Di Leonardo. Mi ricordo, sì, quando non mangia, eccoti, sono sempre qui a portata di mano, in caso di necessità, per alleggerire un po' il tono. No, e quindi fondamentalmente dico, cioè, credo che 2 mondiali mancati siano sufficienti anche per i più duri critici del calcio italiano. Poi che ci siano tante cose da cambiare, lo diciamo costantemente anche noi, ma non vuol dire che serva un Caporetto per cambiare le cose, perché ce ne sono state già 2 e non è cambiato nulla. Esatto. Quale, Fabri? Questa o l'altra? O questa? La 20 o la 26? Allora, così te la tengo da parte. Attenzione, mi raccomando. Qui c'è uno scambio di figurine. Esatto, visto che tu non partecipi, no, fondamentalmente. La 20, la 20, ok, grande. Bravo. Poi 20. Il discorso è, cioè, leggevo anche, appunto, ne abbiamo parlato settimana scorsa, proprio lunedì, con Mattia Renna, no? Classe 2005, giusto? 2005, sì. 2005. Che quindi praticamente ha visto l'Italia al mondiale a 5 anni in Sudafrica e poi non l'ha più vista. Quindi, cioè, no, non l'anno dopo, il Sudafrica 2010, l'altro mondiale 2006, 2010. 2014 dov'era il mondiale? Non me lo ricordo. 2018-2020, non me lo ricordo nemmeno io. Vabbè, comunque, insomma, però, ci siamo capiti. 2014, l'Italia di Prandelli, insomma, tanto per capirci, sì, quella che esce con l'Uruguay. Non mi ricordo dove, non mi ricordo se fosse quello in Sudafrica o il 2010. Boh, controllato. Brasile, grande Brasile. È vero, Brasile, quello lì. E quindi, cioè, 9 anni. Già dimenticato. Io il mio primo ricordo del calcio è Italia 90, quindi capiamoci, insomma, mi ricordo nitido, dico, del calcio Italia 90. Quindi... Io Messico 86. ma tu sei anzi, Messico 86 in teoria del secolo, anche di 2 secoli fa, cioè dell'800, del 1886, il mondiale di cricket in Messico. Piccolo aneddoto e poi chiudiamo col discorso nazionale. Vai. Facciamo il discorso Mark Horner, ti piace tanto. Vedi? Racada Messico 1886, giustamente, perché quello è... Cioè, scusami. Comunque nell'82, che avevo 5 anni, esatto, mia madre usciva con la macchina, mi accompagnava da casa di mia nonna a casa nostra durante le partite dell'Italia perché c'era meno traffico. Figurati. Perché lì si chiudevano tutti nell'82, ok, quindi parliamo di altre situazioni. Però sì, in effetti forse quello 86, anche Stati Uniti 94, quella persa ai rigori. E poi ripeto, si può dire tutto, il contrario di tutto, mondiali, però le grandi manifestazioni sportive poi alla fine ti restano, capito? Così come le Olimpiadi, per me soprattutto quelle estive, ma anche quelle invernali, devo dire, perché insomma le ho sempre seguite con grande passione. Per cui, ecco, per chiudere il discorso nazionale, credo che poi alla fine veramente non convenga più a nessuno che l'Italia stia fuori. Poi è chiaro che sarà anche una sfida, certamente, in caso in cui la nazionale si qualifichi, capire che tipo di mondiale farà, perché è chiaro che sono passati tanti anni e sappiamo bene che questa formazione, insomma, non ha probabilmente gli stessi valori di quelle del passato, però cioè, questo c'è,
al momento, Questo ci e quindi non è speriamo. che si può fare. L'importante è andarci. Questo è. Poi Esatto, poi vediamo un po' vedremo. cosa Vedremo un succederà. po', vedremo un po' cosa succederà. Ma vedo che ci ha raggiunto il primo ospite di oggi, e quindi Facciamo apriamo questa entrare. settimana non parlando di calcio, ma parlando di tennis. Diamo il benvenuto ad Andrea Melis, direttore tecnico del Circolo Buongiorno. Generale Rossi. Buongiorno Andrea. Ciao a tutti, complimenti per la vostra presenza. Grazie. Come Mille. stiamo intanto? Carico per questo nuovo Beh, sì, torneo? diciamo che siamo ormai addirittura d'arrivo per quanto riguarda quello che è il tennis giocato. C'è prima un Ecco, dietro le ecco. quinte che naturalmente impegna tutti gli organizzatori, naturalmente oltre alla direzione tecnica, soprattutto la dirigenza, il Comando Militare Esercito che ci ha dato la possibilità naturalmente di organizzare un evento così importante, sino alla federazione, tutti quelli che collaboreranno in questo evento. Ovviamente parliamo del torneo Super Next Gen, che appunto si giocherà dal 3 al 12 aprile nei campi, insomma, del circolo appunto dell'esercito di Generale Rossi, quindi via Tramontana, Quartiere del Sole, La Palma, insomma, per capirci. Ne abbiamo parlato anche giovedì, prima di chiudere con Enrico Pilia. Un'occasione, Andrea, molto importante che di fatto testimonia anche l'interesse e l'importanza del tennis in Sardegna, e che anticipa poi anche il torneo dei grandi, perché di fatto fa da antipasto, no, a quello che poi sarà il torneo alla TP Challenger del Tennis Club. Ecco, tennis giovanile, stiamo leggendo migliori talenti under 16, under 18. Quanti sono? Cerchiamo di dare un po' di numeri. Quanti sono gli iscritti? Da dove Certo. arrivano? Allora, praticamente parliamo dell'evento, che è la cosa più importante, perché naturalmente poi il tennis in questo momento sappiamo benissimo che le trasmissioni sono calciofile, quindi il calcio sarà sempre il primo sport, anche se il tennis in questo momento, anche non so se avete seguito la vittoria stanotte di Sinner, è in un momento d'oro dove comunque può essere Ti paragonato fermo al Andrea calcio. su questo, guarda, ti fermo perché in realtà io ho seguito un po' di vari telegiornali anche di ieri, e il calcio arriva sempre dopo, cioè c'era più spazio prima per gli altri sport. Vabbè, ieri è stata la grande vittoria di Antonelli, di Kimi Antonelli in Formula 1, poi c'è stato spazio per Sinner ancora prima che per la MotoGP, quando magari fino a qualche anno fa i valori erano invertiti, e veramente solo in ultima parte il servizio sulla nazionale. E questo secondo me appunto dà anche un po' la misura su quello che è stata la rivoluzione totale che ha portato il tennis in Italia ultimamente, grazie a Yannick Sinner e non soltanto, ovvio. Scusa se ti ho interrotto, era giusto per fare... No, hai fatto bene, anche perché comunque io dico sempre, io spero che l'Italia vada naturalmente, si qualifichi nel calcio, ma più abbiamo un livello alto in tutti gli sport, più naturalmente se ne giovano tutti. Per quanto riguarda l'evento, saranno 150 partecipanti, la metà vengono da fuori, quindi abbiamo sia naturalmente la truppa di sardi under 16, under 18, le categorie sono quelle, maschili e femminili. La metà di questi ragazzi vengono prevalentemente dall'area centro-nord, perché noi facciamo parte come circuito Super Next Gen della FTP Italia, perché si gioca poi anche nel resto del mondo, perché Super Next Gen praticamente è la stessa naming del circuito che fa poi l'ATP per i famosi under 21 che si qualificano per il Master degli Emirati Arabi, che speriamo prima o poi tornerà a Milano o in Italia comunque, perché l'abbiamo organizzato la federazione per tanti anni. Centro-nord, quindi prevalentemente vengono da Lazio, Toscana, Umbria. Il livello è buono, è una fascia di età molto delicata, perché da questi ragazzi praticamente si arriva a una forbice. A me infatti piace molto parlare di questa fascia di età, perché non sono più bimbi, dove la motivazione magari è meno intrinseca, perché ci sono magari genitori che sognano il figlio Sinner, o eventualmente diciamo le società che a me attivano per fare campionati a squadre e tutta l'attività giovanile. Dopo che esci dall'attività giovanile sei a un bivio, o inizi a fare il circuito diciamo professionistico minore. Facciamo l'esempio, noi siamo in mezzo, come dicevi tu, ad una tornata molto interessante di tornei, perché è iniziato il Four Village questa settimana con i Future
sino ai primi di maggio, per poi completare con l'ATP Challenger che farà il Tennis Cagliari, che è un $175.000, quindi praticamente il torneo più importante in Italia dopo Roma, dove giocheranno praticamente almeno 6-7 primi 100 al mondo, con tanti italiani, visto che l'Italia è una potenza tennistica mondiale. E questi ragazzi naturalmente che verranno da noi dovranno scegliere poi cosa fare quando finiscono gli studi, perché alcuni, ahimè, e questo funziona così nel mondo dello sport, entreranno nella numerica dropout, altri invece proveranno a fare il circuito minore e provare a fare il tennista prima del circuito minore. Speriamo che qualcuno di questi possa anche arrivare al circuito maggiore. Ecco, per il tennis sardo quanto è importante poi avere questo tipo di tornei, perché appunto al di là di quello che è quella che è l'eco nazionale mondiale appunto del tennis italiano, noi sardi insomma, abbiamo sempre vissuto un po' in determinati sport anche le varie difficoltà dovute al fatto di essere un'isola, al discorso dei trasporti, no? Cioè più volte si è sentito appunto non solo nel tennis, ma proprio in generale, un po' parlando di tutti i vari sport professionistici, delle difficoltà anche a organizzare eventi in Sardegna, perché comunque una cosa è portare 100 ragazzi a Roma dal centro Italia, altre portarli chiaramente a Cagliari, però che quanto è importante invece magari avere anche la spinta, per esempio del presidente federale che è di Cagliari, per avere un occhio in più anche a livello nazionale per quanto riguarda gli eventi. Ma guarda, il presidente federale sicuramente punta a livello nazionale, ma lo sta dimostrando anche con quello che ha fatto in questi anni con gli eventi fatti in Sardegna, perché dimentichiamoci che Olbia fa un challenger minore. Anni fa abbiamo avuto il 250 al Four Village e anche al Tennis Cagliari, periodo Covid, quindi molto più semplice avere una tappa di 250, quindi gli eventi sono una leva fondamentale. Lasciamo stare, c'è anche una turistica, perché alla fin fine noi giochiamo la settimana di Pasqua, c'è qualcuno che viene con la famiglia e si fa la settimana proprio di vacanza, sperando sempre nel tempo, visto che comunque anche a me in Sardegna piove spesso, però è una leva fondamentale perché come in tutti gli sport individuali o di squadra, noi ogni volta dobbiamo prendere un aereo, quindi riuscire a organizzare degli eventi dove i nostri ragazzi si possono confrontare e ottimizzare le risorse, perché poi magari il risparmio di una trasferta come questa la investi per un altro torneo, perché noi non dimentichiamoci che siamo l'unico sport che si gioca 365 giorni a livello mondiale. Diciamo che siamo facciamo il paragone con la Formula 1, perché neanche il calcio, perché il calcio, se togli poi l'Europa, i campionati nazionali di ogni paese, non si gioca in tutto il mondo come il tennis. Oggi dai circuito già under 18 si gioca dall'Australian Open come Wimbledon, Roland Garros, quindi il circuito maggiore si fa uguale a livello under 18, stessa cosa per i future, quindi è un impegno eroso e riuscire a essere un'isola che organizza grandi, e anche io dico, perché questo non lo posso reputare un paragonato a Luna Rossa, al Giro d'Italia o al Challenger di Cagliari, è comunque per noi un grande evento, e quindi riuscire a farne diversi tornei, visto che il calendario è bello ricco, è sicuramente un giovamento per tutto il tennis isolano, ma anche per la nostra terra. Assolutamente sì, tra l'altro insomma comunque un evento, ripeto, di portata nazionale e merita tutto lo spazio che serve, perché veramente credo che poi anche raccontare lo sport che funziona, no? Aiuta la narrazione generale un po' anche di quella che è la nostra terra. Andrea, proprio parlando di giovani, perché tu appunto sei un grande esperto, una figura di riferimento per quanto riguarda il tennis regionale, qual è lo stato dell'arte del tennis sardo? Cioè nel senso, al di là di quelli che poi magari possono essere, no, penso a Lorenzo Carboni per esempio, che è la stella in questo momento, il giocatore più in alto per quanto riguarda il professionismo, qual è lo stato del tennis sardo? Cioè anche partendo proprio dalla base, dai bambini, quanto sentir parlare di tennis, vedere un modello di tennis che funziona, poi si trasforma anche in, passami un termine religioso, vocazioni, nel senso che il bambino e le bambine, no, che vogliono giocare a tennis invece che magari fare altri sport. Allora, diciamo che c'è una leva doppia, perché c'è il lavoro che ha fatto in tutti questi anni la federazione, dove ha investito sicuramente su 3 soggetti,
che sono i circoli, quindi i dirigenti, i tecnici e naturalmente dalla parte della federazione la formazione, perché non dimentichiamoci che oggi insegnare nel nostro mondo non è, con tutto rispetto, prendere un patentino in 2 giorni e ti metti a insegnare. Quindi c'è un percorso abbastanza importante e rigido che dà sicurezza a chi deve mettere mano, diciamo, allo sport dei figli. Dopodiché si passa dalle scuole tennis, e qui abbiamo naturalmente dei numeri che sono naturalmente proporzionati a quello che è la nostra terra. Abbiamo in Italia 2000 circoli, in Sardegna siamo 150 scuole tennis e circoli, quindi naturalmente noi valiamo un 10%-15% di quello che è il tennis italiano. Abbiamo uno step importante quando si entra nell'età adolescenziale, perché il tennis diventa non più sport, gioco, scuola tennis e divertimento, ma ed è anche sport popolare, perché oggi il tennis costa quanto fare una scuola calcio o andare in piscina. Dopodiché, quando entri in questa fascia di età, ahimè, diventa esoso. E quindi purtroppo la federazione investe su tantissimi ragazzi, sono più di 300 osservati in Italia, dove tu hai citato il buon Carboni, che fanno delle scelte poi proprio intorno ai 14, 15, 16 anni di fare il tennista professionista, perché Carboni a tutti gli effetti in questo momento è il miglior tennista maschio di tutti i tempi. Femmine abbiamo avuto in passato Anna Flores, che è stata 120 del mondo, quindi comunque il tennis sardo ha una tradizione. Naturalmente per arrivare a fare quello che vorrebbe il presidente Binaghi è quello di avere naturalmente un Carboni anche più forte, che possa magari essere protagonista già ad esempio nel Challenger di Cagliari. Sarà sicuramente uno dei partecipanti, e speriamo, perché un conto è giocare i Future, un conto è giocare i Challenger, possa crescere per arrivare al tennis che conta. Oggi il tennis che conta, parliamoci chiaro, se non sei dentro i primi 150 del mondo non fai il professionista nel vero senso della parola. Il professionista è uno che campa e quindi vive dal proprio lavoro. Però ecco, te l'ho detto, in questo momento siamo, grazie a Sinner, anche come rinforzo, oltre il lavoro della federazione, con numeri incredibili, perché le scuole di tennis pullano di bambini anche a livello amatoriale, perché anche gli adulti che si divertono col tennis, le scuole di tennis bambini e adulti sono in overbooking, quasi tutti i circoli italiani. E questo sicuramente è un cambio di passo molto molto importante, perché appunto poi c'era il commento del nostro, insomma, amico Traccada, che dice: il grande lavoro del tennis non è Sinner, credo che difficilmente uno come Sinner si possa programmare, il grande lavoro sta nel livello di tutti gli altri, nel senso che effettivamente, no, c'è stata un'esplosione, una catalizzazione anche del talento, cioè grazie a quello che in qualche modo ha aperto la strada a tutti, poi tutti hanno migliorato incredibilmente il proprio lavoro, se no non si spiegano 4 italiani nei primi 20, non mi ricordo quanti nei primi 100 per quanto riguarda il maschile. A Miami vittoria dei 2 doppi Bolelli Vavassori e Rani Paolini, sono stati anche a livello femminile, la Coppa Davis Esatto. o la vecchia FedCup, quindi vuol dire che c'è un sistema. Sinner è stato un po' come una start-up, l'acceleratore che praticamente ha fatto decollare il nostro sport, perché onestamente Sinner te lo dà il padre eterno, cioè avere un primo del mondo, 1 2 del mondo che può vincere tanti slam, non lo dà un sistema. Cioè, se noi andiamo a vedere Federer, Djokovic e anche Nadal, anche se la Spagna di tradizione è simile all'Italia, ma in Serbia o in Svizzera non esiste un sistema che porta Djokovic o Federer. Quello è un qualcosa come in tutti gli altri sport, prima ho citato Antonelli, te lo dà praticamente l'eccellenza tecnica, tattica, fisica e mentale dell'atleta di vertice. Però una federazione ha il compito di portare invece il livello medio alla massima sua espressione, portando numeri, perché oggi siamo la federazione, diciamo, come fatturato abbiamo superato il calcio e come tesserati siamo vicini, quindi l'obiettivo è investire sempre sui vivai, cosa che ahimè molti sport non fanno, e puntare molto sui giovani. Ecco perché anche il nostro torneo ha quel tipo di valenza, puntare sui giovani che ormai sono già consapevoli di quello che vogliono fare da grandi del proprio sport e della propria passione.
Assolutamente, Andrea, in chiusura ricordiamo un po' di numeri appunto ancora di questo torneo. Si gioca dal 3 al 12 al campo Generale Rossi di Via Tramontana. C'è la conferenza stampa di presentazione, Sì, no? bravo, Dopodomani volevo alle arrivare 11. lì perché poi per gli organi di stampa è importante, mercoledì 1° aprile alle ore 11 al Palazzo Doglio, dove faremo anche il party per gli sponsor e i giocatori, quindi l'evento è organizzato veramente come un challenger, transportation per i giocatori dall'aeroporto all'hotel ufficiale, stringer, quindi l'incordatore sul posto nei tornei professionistici, fisioterapista, quindi tutto quello che è l'organizzazione di un grande evento l'abbiamo prodotto in piccolo nel nostro circolo al Generale Rossi in Via Tramontana. Si gioca dal 3 al 12 e la conferenza stampa appunto è mercoledì prossimo alle ore 11. Siete tutti E noi ci invitati, saremo. naturalmente. Assolutamente, ci saremo per raccontare giorno per giorno anche questa bella esperienza per quanto riguarda, ricordiamo, il torneo Next Super Gen appunto di tennis, 3-12 aprile al Campo Rossi. Andrea, grazie e buon lavoro a questo punto. Ci vediamo in Grazie a questi voi e giorni. buon lavoro anche a voi, alla prossima. Ciao, ciao. Grazie, alla prossima. Eccoci qua. Eccoci qua. Aspetta, mi si è scaricato un attimo il mouse. Aspetta. Ok. Prendi un cat, allora. Ok, perfetto. Questa era veramente leggia, eh. No, non ti ho nemmeno Adesso nei sentito commenti perché fregatene, era non è replicabile. orribile. Non è replicabile, quindi. Per il mio bene no. Ok. Allora non l'ho sentito, quindi non ti posso nemmeno rompere le scatole. Ho detto, prenditi un cat. Vabbè, io si è Gatto. fatto tardi, ti ho detto che oggi finivo prima la diretta e posso andare. Già è stata una tragedia alzarmi stamattina. Ecco. Mamma mia. Oggi la devono montarti le doppie finestre, no. il balcone, cosa devono fare oggi? Devono portarmi Cantiere via di oggi. Leonardo, ragazzi. Esatto. Cantiere di Leonardo. Beh, ho sempre mia figlia vendita a a casa, ballo. capito? Infatti basta. Quindi non stava Vabbè, benissimo, invece di essere quindi... contento. Invece di essere contento. Boh. No, beh, lo non so. sono contento se non va a scuola, scusa, eh. È meglio che vada a scuola, Perché? vuol dire che La sta dovresti bene. godere invece, scusa. Infatti, hai visto come... Quotidianamente. Adesso la facciamo salire qua. La facciamo salire, Esatto. vieni a Dillo che Buongiorno le mando- 131. Aspetta, le regalo questa le regalo. Che cosa... Questa figurina. Fabri, ce l'hai 60? Se no te la State svuotando conservo, anche la figurine in stessa. diretta, eh. Va bene. Brigari, Indy. Non è mica gioco d'azzardo, come il fantacalcio invece. Esatto, non tocchiamolo per Andrà cortesia. Roberto Pinna a Reggio Emilia Yes. in Sabato ore giornata, 15. per una ricordiamo. volta che si può fare in Finalmente. giornata. È un evento proprio. E direi anche meno male, visto che è il giorno prima di Pasqua. Quindi Assolutamente. ci sta assolutamente. Qui, dicevo, questa è una settimana prima che tu entrassi, per ritornare un po'. Sì. Una settimana di passione, nel senso che... Beh, d'altronde parliamo- siamo Esatto, siamo in l'ultima tutto e per settimana tutto, santa, esatto. quindi cioè, Lato è stadio, normale che sia così. lato Cagliari, e poi avevamo aggiunto, perché Stefano giustamente lo ricordava, lato Fantacalcio, perché questa settimana si giocano tutti gli ultimi mercati, ci sono gli ultimi mercati del campionato, quindi insomma siamo al rush finale. Speriamo, ecco, che sia una settimana positiva in tutto e per tutto, per chiudere poi con sabato alle 15 nella sfida contro il Sassuolo. Bisogna capire chi recupererà. Oggi il Cagliari inizia gli allenamenti. Tra l'altro ho visto ieri il Genoa. Sì, il Genoa ha aperto alla gente, sabato ha aperto al pubblico alla Fiorentina, quindi insomma è una settimana in cui probabilmente si cercherà anche di trovare l'affetto della gente. Vediamo se a Cagliari lo faranno. Però un po' tutte le squadre che hanno qualche obiettivo questi giorni hanno aperto al pubblico per cercare un po' ulteriore supporto, e poi ci sta anche, se il tempo anche lo concede, se smettesse di piovere, senza che nessuno si offenda, però insomma siamo al 30 di marzo, ci vorrebbe anche un tempo migliore. Allora, Massimo dice, ma domani palestra farà più di 30 secondi? Magari partirà anche titolare domani palestra, eh? Ma Dici di no? Dici di no? che- No. Quindi confermato Politano in quel ruolo? ma certo, ma certo. E giocherà anche Retegui.
Sì, su Retegui, da quel capito, sì, viene confermato lui. No, non cambierà nessuno della formazione titolare, poi gli altri li mette in caso di necessità durante la partita. Dice molto talebano da questo punto di vista. Cioè rimane con gli 11 e non cambia. Che poi, ti posso dire, è anche meglio da quel punto di vista. Così è bello fresco per sabato. Quindi, Bisogna sperare che l'Italia passi perché così poi arriva a carico. certo, vabbè. Se l'Italia non passa, insomma, non benissimo. Direi che non benissimo, al di là Ti dell'avversario. stai già ansiando troppo però di Leonardo? Cioè, Perché cosa? hai fatto questo sospiro se l'Italia passa, hai fatto... No, Ti stai figurati, preoccupando ormai troppo. no, sono preoccupato per altro, non ti preoccupare, non è l'Italia il problema, è un'altra cosa, è la parità Molto di bene. sabato, sinceramente. Ma è spero- uguale, ti ansi un po' troppo, ti fai venire troppa ansia. Beh, Cioè, dà un po' di quell'adrenalina. pensa agli oscuranti, pensa a queste cose, quelle No, sono i appunto, veri proprio per problemi. no. Quelli sono i veri problemi, lascia stare lo sport. Quelli già, Eh. almeno lo sport ti distrae, che altrimenti hai toccato un Pensa- tasto che non dovevi toccare. Perché? Pensa quando vengono, ti svegliano preso, ti sbagliano le misure. Queste cose. Poi Guarda, ti racconto se questo succedono cose aneddoto. del genere. Ti Vai. racconto questo aneddoto. Tanto siamo in attesa che arrivi, che si colleghi Giuseppe Boi, con cui parleremo anche di stadio, cioè non solo della partita, ovviamente, perché insomma, come dicevi, sono giorni caldi. 2000, che anno era? 2000, metti 13, 14, una cosa del genere. Decido di montare le zanzariere a casa. Tu? Ok? Sì, cioè non io, chiamo una persona che mi dovesse ok, mettere le ok. zanzariere a casa. Ok. Ok. Casa mia ha diverse finestre normali, chiamiamole così, quindi con la doppia apertura, e poi ho una finestra grande in soggiorno in salone che è praticamente una tripla finestra perché è enorme e quindi non basta fare una finestra canonica, quindi devi mettere una finestra doppia e una finestra singola. Ok. Quindi sono diversi metri, non voglio dire fesserie, però saranno almeno 3 metri e mezzo, 4 metri, ok? E quindi complesso fare una zanzariera di 4 metri, cioè è fuori misura. Beh, comunque metto d'accordo con la persona che mi doveva fare le zanzariere, il quale praticamente come esce dal laboratorio di cosa, gli cade, cioè prende, non le aveva legate bene, non lo so, quindi gli cade il pezzo della zanzariera grande. Ovviamente. E quindi è arrivata a casa mia e mi ha montato soltanto le altre, dicendo no, ma queste guarda, torno la settimana prossima per cambiartele. Sono passati 10 anni e più, la zanzariera è ancora in quella finestra. Non c'è. No, ma davvero? Davvero, non sto scherzando. Quindi questo è giusto per darti anche, insomma, un po' di malcomune mezzo gaudio, ecco, da questo punto di vista. Quindi succedono queste cose, insomma, però la vita va avanti, ecco. Certo. Infatti quella finestra d'estate non si apre, non si apre perché non devono entrare zanzare e soprattutto blatte, visto che sono l'incubo totale Sono di d'accordo, Cagliari. sono Va d'accordo. bene. Detto ciò, tu hai già parlato di stadio, cosa che stavi dicendo prima? Perché ho sentito che No, io mi stavo collegando. io stavo semplicemente dicendo quello che erano gli eventi di questa settimana. Dalla questione stadio, che tra l'altro bisogna capire, ci sarà il dibattito, insomma, visto anche quello che abbiamo preso dalle 2 interviste tra l'avvocato Macciotta e l'avvocato Farris, insomma, 2 situazioni. Ti chiedo come la vedi, ecco, questa è la vera domanda, che noi ne abbiamo Non rido al commento di parlato, Andrea Ferrari. l'argomento del mese. Ma direi dell'anno, Andre, dell'anno. Degli ultimi 10 perché no? anni direi anche. Ecco, ti Ma stai io sono allargando senza troppo. parola. Ti stai No, allargando ma troppo. Ti stai cioè, sei allargando anche troppo tranquillo. Io ho lasciato correre, però. Dell'anno. Avrei Vabbè, messo lui a fare la quindi zanzariera. quindi Quindi c'è Giuseppe. dicevi?
C'è Giuseppe, lo facciamo entrare Perché? Giuseppe. No, ma scusa, stiamo parlando No. di cose... Vai, fallo Sì, entrare, sì, va bene. di cosa- Facciamolo entrare. Però cracca. Se non schiacci... Grazie, lo Buongiorno, mettiamo anche dottor in Boi. mezzo. Buongiorno, Buongiorno. Le zanzariere sono sempre un problema, sempre. Vero? Ovunque, a tutte le Ovunque. latitudini, in tutte le Bravissimo. città, cioè, è un dramma. Non ce la si può fare. Non Poi ce la si può fare. si va a giocare a Reggio Emilia, quindi signori, la zanzariera serve. Esatto. Perché- È argomento del giorno. Del giorno. Già in questo periodo. Vi assicuro che avendoci vissuto più di un anno, lì non ci sono zanzare, ma ci sono degli F-16 che cercano di Esatto. bombardarti. E io Esatto. ho la fortuna di non... Cioè, quando mi pizzicano muoiono, però pizzicano lo Sì? stesso. Le ammazzi, Sì, cioè, sei di li quelli? ammazzo, cioè, ho un Sei sangue... un avvelenatore Grande. seriale di zanzare. Grandissimo. Io Io invece è l'opposto. Da me proprio fanno il Molto party bene. direttamente. Allora, Che Giuse, si iniziamo dice? questa meravigliosa settimana su più fronti per quanto riguarda il Cagliari, no? Perché c'è il discorso campo e il discorso stadio. Da dove vuoi iniziare? Ti lasciamo anche la libertà di scelta. Addirittura, no. Settimana di passione avete già usato come... Sì, come- di Leonardo, figurati, se l'era scritto, è andato a messa ieri alla Domenica delle Palme, ha detto aspetta che questa l'ha sentita dal parroco, ha detto aspetta che questa me la scrivo, che domani mi può essere utile. Quindi... Ma allora io sinceramente partirei, visto che notizie dal campo non ce ne sono ancora, partirei dallo stadio, da questa querelle paradossale, completamente paradossale. Io, cioè, ne seguiamo in tutte le città italiane, si sta lavorando per rinnovare gli stadi, anche perché c'è Euro 2032 che comunque porterà dei fondi pubblici in tutte le città che riusciranno a candidarsi, e dovrebbero essere 12 a questi europei, indipendentemente dal fatto che rientri tra le 5 o non rientri tra le 5, ma quello che si vede a Cagliari e che viene da 10-15 anni di precedenti mi sembra veramente paradossale. Il discorso era paradossale, secondo me, il discorso del diritto di superficie con ipoteca, perché non c'era un problema di ipoteca, non c'era un problema di garanzie, perché il commissario straordinario per gli europei 2032 può concedere lui le garanzie statali, quindi non c'era bisogno di mettere a pegno la superficie, invece ci si è incastrati in questa cosa, e adesso questa vicenda di quanto dare di canone di collocazione per il diritto di superficie, che mi sembra paradossale. E infatti poi da quello che sta emergendo il problema è che l'opposizione non vuole concedere il diritto di superficie, ma vuole concedere il diritto d'uso, perché un diritto di superficie a 700.000 euro, adesso non mi ricordo, annui, è un non senso, cioè, perché l'Udinese ne paga 45.000 e il Cagliari ne dovrebbe pagare 700.000? Ma non esiste da nessuna parte del mondo che un diritto di superficie, per giunta senza posizione di ipoteca, paghi così tanto. È il solito discorso collegato secondo me anche a una politica che vuole assolutamente raccogliere dei consensi trasversali e sta non mettendo a rischio, perché secondo me si risolve subito, si risolve facilmente, però sta sfruttando su quella che è un'infrastruttura che serve alla città, perché voi ci andate tutte le settimane, ogni 2 settimane, io ci vado una volta ogni mese e mezzo, compagnia 2 mesi, ma vedere lo scempio del Santeria e non pensare di porci rimedio, cioè vogliamo un Colosseo che non è un Colosseo, che non ha valore storico e tutto il resto lì distrutto per anni, e quello è colpa, permettetemi, al di là della vicenda di Scellino e compagnia cantante, e di una politica che ha abbandonato una delle strutture fondamentali, non soltanto di Cagliari ma della Sardegna, indipendentemente dal Cagliari. Quello è uno spreco. Abbiamo mandato in malora un impianto in cui magari
tenendolo meglio si sarebbe potuto fare, e quello non può essere responsabilità del Cagliari Calcio, gestione Cellino e gestione Giulini. Non può essere soltanto responsabilità del Cagliari Calcio, gestione Certo. Giulini, ma è di tutta la politica che si è succeduta in questi 30 anni. Cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a tenerlo così? Allora il Comune, visto che il Comune, e intendo Comune non soltanto l'amministrazione Zedda e l'amministrazione precedente, la politica cagliaritana ci dica cosa vogliono fare di quello stadio, di quella zona. Vogliono costruirci un'altra cosa, benissimo, però ce lo dicano, ma non lasciano questo scempio, questa vergogna. A me piange il cuore di volta che ci vado. Beh, ovviamente Cioè, direi. Ma guarda Giuseppe, c'è un discorso secondo me che poi al di là di quelle che sono le schermaglie politiche di questi ultimi giorni, perché appunto come abbiamo detto domani ci sarà prima delle 2 sedute del Consiglio Comunale, c'è all'ordine del giorno chiaramente il dibattito sulla questione stadio, sulla questione PEF e quant'altro. Da quello che ci risulta se ne dovrebbe parlare mercoledì, che poi peraltro è lo stesso giorno in cui è attesa anche la visita della delegazione dell'UEFA per capire lo stato dell'arte dopo la visita che ci fu lo scorso autunno, se non sbaglio era settembre, fine agosto, inizio settembre, se non ricordo con precisione i giorni. No, ti chiedo, perché poi c'è questa benedetta legge sugli stadi che è lo strumento utilizzato per poter costruire o ricostruire, insomma, che dir si voglia, lo stadio sul Rudere del Sant'Elia, sul Rudere del Sant'Elia. E c'è una frase che secondo me rispecchia poi tutta la situazione di marasma che stiamo vivendo, che è quella alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge sugli stadi, in cui dice che il piano economico-finanziario che individua tra più soluzioni quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Che tu, che sei dottore in giurisprudenza, mi insegni che vuol dire tutto e vuol dire il contrario di tutto, non vuol dire niente fondamentalmente, perché è la classica frase che si presta a 1560 interpretazioni diverse. È: chi è che decide qual è il miglior rapporto tra questi benefici per la collettività? Il Consiglio Comunale. Come decide il Consiglio Comunale? A maggioranza. E quindi? E quindi comunque una decisione. Secondo me bisogna tagliare la testa al toro e andare al voto al Consiglio Comunale. E in Consiglio Comunale ognuno si prende le sue responsabilità e risponde ai tifosi, risponde alla cittadinanza, ripeto, perché secondo me il problema è quello. Cioè Cagliari si è già fatta sfuggire negli anni scorsi la Coppa America di Vela, perché tutti quanti sappiamo che gli organizzatori e il grande sponsor che è Prada voleva la Coppa America nel Golfo degli Angeli, e non lo voleva per un caso specifico, lo voleva perché quello è probabilmente il miglior luogo possibile, il miglior tratto di mare possibile dove fare una competizione di questo tipo, si è lasciata sfuggire. Vogliamo perdere anche questo? Beh, lo si dica chiaramente. Tutti quanti sappiamo anche una cosa: sappiamo benissimo che Cagliari non è la 12ª in fila, ma stiamo sesti, se non addirittura quinti. Perché? Perché l'UEFA vuole 2 stadi al centro-nord, uno stadio al centro, che non può essere che Roma, che di fatto è già pronta con l'Olimpico, se poi arriva lo stadio della Roma si vedrà eventualmente di cambiarlo, e 2 stadi nel centro-sud. 2 stadi nel centro-sud significa che quello che è più avanti in tutta l'iter enorme che c'è per fare uno stadio in Italia è Cagliari. Non solo, l'UEFA ha già detto che poi il motivo per cui vengono più a Cagliari che a Napoli in questo periodo, oppure a Bari, dove non sono proprio più andati di fatto. Perché? Perché c'è anche il discorso dell'insularità, e quindi così loro avrebbero 2 stadi al sud, uno è Napoli, sicuramente lo riescono a sistemare, e l'altro a Cagliari, rappresenti sud e isole. Non è di poco conto. Guarda, ne abbiamo parlato tantissimo in relazione alla ristrutturazione del Franchi. Al Franchi si sa benissimo che probabilmente sarà uno stadio considerato di riserva, nonostante sia a Firenze. Perché? Perché l'UEFA ha dato questa indicazione. E stiamo perdendo un'occasione enorme. E a chi dice: no, ma perché dobbiamo spendere tanti soldi per 3 partite? Anzitutto non sono 3 partite, perché sarà un europeo allargato e ci saranno tante altre partite da fare. Poi dimentichiamoci Italia 90. Italia 90 è l'ultimo dei mondiali storici
dei mondiali pre-business. Chi è stato in Germania ha visto quanto valore dà ospitare una manifestazione di questo tipo alle città che lo fanno. Non ti rimane solo lo stadio, ti rimangono le altre strutture, ti rimane soprattutto quello che è fondamentale in questo momento, ossia l'immagine che proietti di te al mondo, che vale più di qualsiasi pubblicità, più di qualsiasi spot in TV, Sardegna o compagnia cantante, che hanno il loro peso, per carità, non le voglio, ma ospitare una cosa del genere è fondamentale. Secondo, ti permette di avere una proiezione verso il futuro, ospitare altri grandi eventi sportivi, ospitare concerti, essere una città moderna. Questo va tenuto in considerazione. Il discorso qual è la soluzione più economica? Io, non avendo purtroppo in mano le carte, perché il PEF non penso che l'abbiate anche voi, non abbiamo tutte queste indicazioni, però faccio un conto della serva. Comunque vada, per costruire uno stadio a Cagliari ci vogliono circa 140-150 milioni. Qui arriviamo a 210 perché lo portiamo a 30.000 e passa per poter ospitare la partita. Ora, se il comune di Cagliari, se l'ente pubblico ha 150 milioni di euro per risolvere la questione drammatica dello schifo, perché dobbiamo parlare così, della Santeria, allora ben venga. Altrimenti la soluzione migliore è il progetto pubblico-privato, come succede in tutta Europa, non a Cagliari, in tutta Europa. Però ripeto, qui ci vuole una scelta politica, che ognuno si prenda le sue responsabilità. E si vada, secondo me in queste case bisogna andare direttamente al voto. Si vota in consiglio, ognuno si prende le sue responsabilità. Altrimenti si tratta semplicemente di andare di paradosso in paradosso, che serve soltanto a qualcuno per prendere visibilità politica in maniera trasversale. Insomma, un paio di domande interessanti. La prima di Marco Cagliari, che dice: ma lo Stato deve essere fatto per forza a spese dei contribuenti, visto che il contributo pubblico è di 60 milioni. I 10 milioni del comune, cioè bisogna sempre ricordarsi a cosa serve il contributo pubblico, al di là di poi quelle che sono i discorsi populistici o meno, demagogici e quant'altro. I 10 milioni del comune di Cagliari servono per smantellare il rudere del Sant'Elia. Quindi è una spesa che, a prescindere da tutto, il comune dovrebbe sostenere, perché non è che li sta dando al calcio e se li mettono in tasca. È una spesa che il comune garantisce per dare l'area pulita a chi ci mette a chi ci costruisce lo stadio. Ok, quindi già solo per quello bisognerebbe, ripeto, capire poi bene anche qual è la destinazione d'uso dei fondi. Mentre lo stanziamento della regione, che passa attraverso anche in quel caso il comune, ok, perché è un finanziamento che viene dato al comune di Cagliari, serve per coprire quelli che sono i mancati introiti derivanti dalla costruzione del centro commerciale, che era una delle cose che aveva inserito nel piano iniziale. E qual è il problema di tutta questa situazione? Problema, che però non è un problema, è lo stato delle cose. L'ingresso, cioè la costruzione dello stadio, rientra in un provvedimento più generale, che è quello di riqualificazione urbana del quartiere di Sant'Elia. Quindi ecco perché poi alla fine il privato e il pubblico entrano dentro. C'è una commistione di interessi, perché senza quel tipo di costruzione, senza l'ipotesi di fare lo stadio nuovo, verosimilmente tutto quello che è stato il procedimento anche di riqualificazione urbana, con insomma tutta una serie di modifiche, di novità, insomma, che abbiamo visto negli scorsi anni, che vi abbiamo raccontato. Insomma, se vi andate a recuperare nell'archivio di 131 ci sono tutto il racconto anche, no, delle varie sedute del Consiglio Comunale, delle commissioni e quant'altro. Cioè è tutto finalizzato a rimettere in piedi il quartiere di Sant'Elia. E lo stadio diventa anche una scusa in qualche modo per poterlo fare, per poterlo fare in fretta. E infatti perché il comune, perché il sindaco, perché la giunta comunale, soprattutto nella figura di Massimo Zedda, batte molto su questo discorso? Perché sa perfettamente che è un'occasione, questa degli europei del 2032,
unica per poter fare delle cose in fretta e avere riqualificata quella che per me resta la parte più bella della città di Cagliari, perché insomma chiunque abbia visitato quella parte della città credo che possa essere d'accordo con me, in potenza soprattutto, ecco. Certo. Questo è un po' certo. il discorso, anche per chiarire un po', perché sai è facile poi essere un po' populisti nei commenti, però bisogna guardare tutto il discorso. È chiaro che se uno si ferma unicamente allo stadio come costruzione, allora ci sta che qualche dubbio anche etico, diciamo così, possa venire. Però, cioè, non state dietro a chi dice no, ma si potevano fare gli ospedali, no, ma si potevano fare le strade, no, ma si poteva fare quello, perché tanto non li farebbero comunque con i soldi dello stadio. Ecco, questo è giusto per... Sì, non basterebbero, Per poi chiarire, essere chiari. Non dimentichiamo sempre una cosa: quando si fa un ospedale non serve soltanto costruire la struttura, serve riempirlo di medici. E quindi Esatto. stiamo Populista parlando non di un tu, progetto Marco, non tu populista chi sfrutta queste cose per avere poi consenso, non ce l'ho con te, tranquillo, sereno, perché poi Una non cosa, vorrei che passasse il messaggio sbagliato. Non sei tu populista è chi utilizza questo tipo di idee, questo tipo di concetti per poi avere il suo interesse, il suo guadagno personale. Ecco. Non certamente tu, quindi spero di essere stato chiaro, non vorrei che ti fossi sentito toccato, perché non era... Ho solo citato la tua domanda, ecco, e per quello che non era un discorso a te. Credo che fosse chiaro, e poi non lo so, magari... Sì, è chiarissimo, magari, penso. Per Marco 28031, perché preferire Cagliari a Palermo, che è una città che è il triplo di Cagliari? Proprio perché è una città che è il triplo di Cagliari, proprio perché se sei stato mai al Barbera sai che siamo in perfetto centro, praticamente quasi in centro della città, perché tutte le difficoltà che ha avuto Cagliari a Palermo sono triplicate. Soprattutto perché calcisticamente Cagliari ha un valore calcistico, basta vedere gli anni di Serie A e tutto il resto, che è triplo rispetto a Palermo. Palermo fu inserita nei mondiali 90 perché si vollero fare gli stadi dappertutto e non si ci volle concentrare su 10 stadi. Cagliari è una città calcisticamente molto più importante. Ti aggiungo di più, mentre qui c'è un privato che comunque è molto avanti nel sostenere lo stadio, il Citigroup, che ha tantissimi soldi per carità a Palermo, sta valutando, ma non sa ancora che tipo di stadio vuole fare. In questo momento Cagliari è la più avanti di tutte. Bari, il San Nicola è un rudere quanto il Santeria. Non mancano le cose, ma chi c'è stato sa bene quanto costerebbe ricostruire uno stadio, sistemare quello stadio, perché lì si parla semplicemente di rifare la copertura, mettere dei pannelli solari e sistemare le aree ospitality. Però è uno stadio per una squadra che sta cadendo in Serie C e non c'è nessun privato che ci investe. Lì c'è poi la querela del fatto che il Bari è di proprietà dei De Laurentiis e compagnia cantante. Napoli alla fine ci riesce, per carità, però si parla comunque di una ristrutturazione di una struttura già esistente a fuori grotta, anche quella in città è complessa. Quella più avanti in assoluto, caro Marco, è proprio Cagliari, e stiamo sprecando un'occasione, sta sprecando la città, io non spreco niente, enorme. Ti ripeto, Firenze sa già che, nonostante stiano già lavorando all'interno del Franchi, che al massimo può puntare ad essere uno stadio di riserva. Lo sanno a Firenze. Perché? Perché l'UEFA vuole avere 2 stadi al sud. Glielo vogliamo regalare a Firenze? Regaliamoli a Firenze. E ripeto, gli stadi al sud sono Cagliari, che ha già un PEF che va a discutere, che già tutte le autorizzazioni ambientali, e c'è un PEF che viene discusso in Consiglio Comunale. A Palermo siamo al rendering, tanto per chiarire la situazione. Siamo veramente ancora in una fase concettuale e dovrebbero fare tutto entro luglio, perché è a luglio 2026 che bisogna completare questo iter. Bari, ripeto, stiamo parlando di una situazione che sarebbe completamente a carico dello Stato e senza una prospettiva futura quell'investimento.
Napoli ci sono due diverse cose. Il San Paolo obiettivamente ha bisogno di meno, è uno stadio comunque abbastanza moderno, abbastanza ben tenuto, quindi devi risolvere soprattutto la questione delle aree ospitality, quindi alla fine ci rientra anche con una ristrutturazione. Però rendiamoci conto di quella che è la situazione e della grande opportunità che la città sta rischiando di perdere. Sì, tra l'altro poi aggiungo, secondo me sarebbe anche uno spot, passatemi il termine, lo stadio di Cagliari, cioè nel senso stadio nuovo al sud, fatto in poco tempo e quant'altro, tutti anche a livello federale non soltanto ci vogliono mettere il cappello sopra, cioè credo che questo sia evidente, e questo poi è anche, in questo si spiega il pressing che arriva da Roma, che arriva dalle istituzioni e tutto. È chiaro che, insomma, lo ha detto anche Farris appunto ai microfoni di Luca sabato, nessuno non vuole fare lo stadio, tutti vogliono fare lo stadio in teoria, sulla carta, perché comunque è un'opera strategica, è stata definita così da tutti, maggioranza, opposizione, sindaco, assessori, ex sindaci, ex assessori e quant'altro. È chiaro che però quando tu entri nelle dinamiche politiche ci sta anche il cercare di mettere in difficoltà l'avversario, che sia maggioranza o che sia opposizione. Poi ci sono, ripeto, anche per quanto riguarda numeri e quant'altro, è chiaro che se tu paragoni la costruzione dello stadio, la gestione dello stadio a opere comuni, diciamo così, come non lo so, la costruzione di un centro commerciale X o la costruzione di un palazzo, di un hotel X, Y, lo stadio è una cosa diversa, c'è una normativa sua. Abbiamo citato prima la legge sugli stadi, che è una misura normativa ad hoc per questo. Per cui, ripeto, ricito la parola populismo che non è piaciuta a Marco, ma ripeto, non ce l'avevo minimamente con te, ma con chi invece diffonde determinate cose, perché appunto magari ha dei suoi guadagni, oppure perché magari non sa, può anche essere che non conosca banalmente la materia, quelle che sono un po' le situazioni, quindi insomma, poi ripeto, vedremo, noi non tifiamo né a favore né contro dello stadio, noi raccontiamo la situazione, quindi poi se mi chiedete il parere personale è ovvio che insomma, chiunque di noi, che sia un tifoso, che sia un lavoratore, preferirebbe lavorare in un ambiente o guardarsi la partita in un ambiente più accogliente, meno provvisorio, no? Insomma, rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Per cui, insomma, questo è per cercare un po' di fare il più possibile chiarezza. Io mi aspetto domani o dopodomani, insomma, quello che sarà durante il dibattito, un dibattito molto acceso. Classico. Perché comunque, ripeto, abbiamo assistito anche in passato a tutto questo, però credo che poi alla fine, insomma, io continuo a essere fiducioso sul fatto che si arrivi prima o poi a Dama. Credo che anche in questo caso necessariamente ci dovrà essere un passo avanti ulteriore del Cagliari, un passo indietro, che dir si voglia. Credo che poi alla fine il canone venga rivisto al rialzo, non chiaramente alle cifre citate dall'avvocato Farris sabato mattina, però verosimilmente, anche come diceva Enrico prima, giovedì, magari raddoppiato il canone, ecco, magari da 50 passerà a 100.000 o comunque là in mezzo, perché poi questo, ripeto, riporta poi il privato in questo caso a dover trovare nuovi metodi per coprire quell'eventuale disavanzo, perché ripeto, chiaramente spendere 50.000 euro in più per 50 anni, insomma, ha la sua valenza, però ripeto, il comune in questo momento
se lo stadio non si costruisce non ci guadagna nulla Perde solo. e non ci perde niente dal punto di vista, cioè, come dire, quella grande perdita che è stata ipotizzata anche da Farris, se lo stadio non si fa non esiste né guadagno né perdita, ecco, anzi ti ritrovi soltanto sul groppone uno stadio, un rudere di cui comunque hai tu la gestione, di cui comunque tu sei il proprietario e insomma poi si capirà eventualmente qualora appunto non si faccia lo stadio se cioè quale sarà poi la destinazione finale di quello spazio e poi si vedrà, ripeto, noi ci saremo lo stesso, cioè noi racconteremo quello che qualunque sia l'esito e l'epilogo di questa situazione, come dice Giuseppe, però, cioè, anch'io sono d'accordo con te, Giuseppe, cioè, siamo arrivati veramente davanti al traguardo, perché basta che il Consiglio approvi il tutto e parte la gara. Siamo veramente alle battute finali. Una inversione a U in questo momento io sinceramente non me l'aspetto e sarebbe qualcosa di clamoroso. E poi insomma ognuno si deve addossare la sua responsabilità, la sua parte di responsabilità, maggioranza, opposizione e quant'altro. Quindi vedremo un po' come andranno le cose. Passiamo al calcio, al campo. Meglio, che dite? meglio. Proviamoci. Perché insomma poi, come vedi poi spesso non ci si capisce, parliamo di cose in cui è più facile capirsi e trovare chiarezza. Giuseppe, si entra nella settimana decisiva per questa insomma settimana di passione davvero, perché effettivamente torna in campo, torna in campo il sabato santo. Settimane. Che settimana ti attendi? Ma mi attendo una settimana con un'attenzione crescente, perché sabato il Cagliari si gioca veramente tanto. È una squadra difficile, è un campo ostico, sebbene il Cagliari lì abbia festeggiato la salvezza di Ranieri, fu un pomeriggio meraviglioso, però è una partita complessa a cui arrivi con grandissime attenzioni a causa dei tuoi errori, perché ti ci sei messo tu in questa situazione. Vai ad affrontare una squadra che, così come il Cagliari, c'ha a disposizione 2 partite per poter uscire dalla zona calda, perché gioca col Cagliari sabato e la domenica successiva, si gioca la domenica, alle 12:30 con il Genoa, considerando che dal Sassuolo in giù sono tutte in corsa, iniziano a bagarre. Sarà un test per la squadra di Pisacane, secondo me, anche forse e soprattutto mentale, perché se c'è un dubbio, almeno dal mio punto di vista, collegato al fatto che il Cagliari possa andare in difficoltà e possa lottare fino alla fine, è collegato alla testa dei giocatori che in 2 partite chiave non abbiamo visto, e non so se questa è una squadra che possa reggere una bagarre salvezza lottando punto su punto. Non la vedo una squadra capace di mettere i gomiti alti e respingere gli avversari. Perché? Perché hanno dimostrato di essere deboli mentalmente, poco concentrati, poco attenti. Spetterà a Pisacane, spetterà a tutti riuscire a trovare questa concentrazione, ma è fondamentale partire bene sabato. Chi viene tra l'altro sabato? Chi Roberto. Roberto, benissimo. Vabbè, allora il pranzo è buono, ecco, ci divertiamo. Si è fatto una nome a Luca, guarda, con il viaggio a Firenze. Ma no, ma no, non è vero. No, ma io papà snuda, ma non continui anche a difendere, allora, una posizione che è indifendibile. No. Allora, Giuseppe, tra l'altro, a Firenze abbiamo fatto la cena e non mi pare di non aver mangiato. No, assolutamente, no. Quindi devi rifare dal pranzo, certo. No, ma sai Luca, è come l'età, sono quelle cose che si ripetono, che bisogna... Esatto. Purtroppo è la tassa da pagare. Quando sbagli così in maniera così grave, diciamo così, è una colpa grave. Questa è una colpa grave. Mandare, ecco. Esatto, una colpa grave.
Adesso voglio girarti Sicuro. questa domanda, Giuseppe, nel senso che tu hai parlato lotta a salvezza dal Sassuolo in giù. Io non sono così convinto, nel senso che purtroppo penso che sia Lecce, Cremonese e Cagliari. Secondo me tra queste tre squadre, una di queste tre, chi farà peggio retrocederà, perché vedo una Fiorentina comunque in grosso recupero. Forse Un per quello, Torino... Marco, fidati che non è quello. Fidati Cosa? che non è quella la No, motivazione. no, figurati. È che il ragazzo non sa mangiare, è Ma diverso. Cioè, ritorniamo, questo allora, ritorniamo sulla torniamo, sì, no, salvezza, perché quindi... Marco mi ha dato l'assist, quindi, Esatto. cioè, Marco, fai da davanti alla bravo, porta su. non posso segnare, non posso non segnare, abbi Hai pazienza. ragione, hai fatto un assist a porta vuota. Eh. Quindi dicevo, Fiorentina è in recupero, il Torino comunque è in recupero, c'è poco da fare. Il Genoa con De Rossi comunque ha trovato un altro ritmo. Il Parma ecco, forse il Parma, perché anche il Parma non sta facendo benissimo. Aveva trovato quelle vittorie consecutive, ultimamente sta facendo male. Non ha mai giocato benissimo il Parma, è inutile che ci giriamo attorno. Forse ecco il Parma, anche il Sassuolo lo reputo di un altro livello, e già all'andata, se ricordate bene, fu dopo Cagliari-Lecce e Pisa-Cagliari probabilmente la peggior partita del Cagliari, all'andata all'Unipol contro il Sassuolo. Quindi secondo me la salvezza è tra tre squadre e il Sassuolo è quasi salvo, quindi forse mi viene da pensare questo, perché bisogna comunque agganciarsi a ogni situazione. Il Cagliari, che riprenderà oggi gli allenamenti, dovrà necessariamente trovare punti contro il Sassuolo e deve trovare soprattutto la voglia, la compattezza e la garra di andare a prendere punti in casa del Sassuolo. A me quello che preoccupa è questo, ovvero la mancanza, c'è quasi una paura di trovarti in una situazione dove non ti sei mai trovato in tutto il campionato. E nelle ultime 8 sei in quella situazione. Guarda, io le considero tutte dal Sassuolo in giù, per il semplice motivo che secondo anche Opta quest'anno la quota salvezza è più alta. Dobbiamo arrivare a 37-38. E in una situazione particolare come questa, quando c'è una mischia e tutto il resto, ti basta un passo falso e sei di nuovo sotto. Purtroppo il Cagliari lo sta vivendo sulla sua pelle. Quindi la prospettiva va, cioè chi sta sopra sta sicuramente meglio rispetto a Cremonese, Lecce, Fiorentina e Cagliari. Però basta un passo falso e rischi di essere risucchiato. Perché ho citato la Fiorentina? Proprio per questo motivo, perché la Fiorentina in quest'ultimo periodo ha fatto 7 punti, 8 punti, adesso non ricordo. Però ti basta, sei in una di quelle situazioni in cui ti basta un passo falso e sei di nuovo risucchiato. E attenzione, la Fiorentina come il Cagliari è un'altra di quelle squadre mentalmente deboli. E ti basta nulla, ecco. Non la vede, cioè, la Fiorentina secondo me se fa lo strappo adesso, magari fa anche la stagione eccezionale perché c'ha la conference e tutto il resto. Per paradosso può diventare una stagione anche importantissima. Però la Fiorentina è sempre a rischio perché mentalmente ritrovarti lì, ritrovarti a lottare nelle ultime 3-4 giornate nella bagarre salvezza è complesso, è complesso. Ed è, ripeto, uno delle cose che ti fa pensare del Cagliari. Questa è una squadra che è andata sempre in difficoltà con gli scontri diretti, escluso Lecce, perché già col Parma all'andata abbiamo visto un Cagliari non bello, ha vinto ma non bello, soprattutto non secondo me autorevole. Poi è sempre andato in difficoltà, quindi questi 2 scontri diretti, considerando che poi ce ne sarà soltanto un altro che è con il Torino, perché e ci sarà poi la partita in casa con l'Udinese che non regala niente a nessuno. Queste ultime non regala chi vuole l'Udinese, a noi no, al Cagliari diciamo no. così. Ecco, diciamo così. Regala chi vuole. Porto le mani avanti, al Cagliari no. Sarà dura, ecco, sarà dura. Cioè, con tutto il rispetto, perché è una cosa bellissima quella che il Cagliari ha fatto quest'anno, lanciando tanti ragazzi, mettendoli in campo, facendoli maturare. L'ha fatto un qualcosa anche che può avere un riflesso su quella che è la nazionale italiana del futuro, questa nazionale disastrata che è costretta ad aver paura della Bosnia. Ha fatto tanto bene.
Però va detto che i ragazzi, ma lo vediamo in tutte le professioni, in certi momenti pagano l'inesperienza. E non li vedo ancora mentalmente pronti. Tecnicamente hanno dimostrato di poter dire la loro. Mentalmente devi fare un passaggio in più. Io ripeto, secondo me il fattore voglia, il fattore test, il fattore determinazione, il fattore esperienza, se il Cagliari non si tira fuori, non mette fieno in cascina le prossime 2 partite, può risultare un elemento critico. Voglio fare una domanda, c'entra niente. Vai. Una roba di servizio. Chiedo a chi ci sta seguendo se, soprattutto su YouTube, se gli è arrivata la notifica della diretta. Fateci sapere, magari anche solamente un paio, insomma, se volete Lo scriverci. dico, non mi è arrivata a me. Ecco, vedi, perché ho sentito varie persone e non è arrivata a nessuno. E quindi per capire se magari anche è una roba che è proprio generalizzata oppure se soltanto ad alcuni. Comunque, vai Luca, scusa. No, dicevo, sul discorso appunto dell'esperienza, Giuseppe, c'è anche il recupero comunque dei giocatori che dovrebbero avere, che hanno sicuramente più esperienza. Sappiamo già di Deiola, di Mazzitelli, potrebbe rientrare anche Borrelli, c'è comunque il recupero di Mina, Belotti che comunque incomincia ad assaggiare il campo. Ecco, questo magari potrebbe essere un fatto positivo, Giuseppe, che dia anche quella forza a chi chiaramente non ha esperienza, perché uno non è che l'esperienza la fa solo giocando e comunque vivendo il momento. Magari possono essere loro da traino. Questo è il discorso che hai fatto, è giustissimo, però la speranza è che appunto gli esperti diano manforte a chi non è esperto, e in primis comunque l'allenatore Pisacane deve essere comunque il primo a dare verve, a dare energia a questa squadra per queste ultime 8 giornate. Assolutamente, ma io ho pochi dubbi sul fatto che Pisacane non ce la metterà tutta e non darà il massimo per raggiungere l'obiettivo. Non ho dubbi su Mina, non ho dubbi su Mazzitelli, non ho dubbi su Deiola. È il contesto che mi preoccupa, è più il contesto generale. Il recupero secondo me il recupero chiave è quello di Deiola, che tra l'altro è uno dei leader di uno spogliatoio in movimento, perché stanno cambiando gli equilibri nello spogliatoio del Cagliari, con Pavoretti che sta giustamente non perdendo peso, è sbagliato, però è comunque probabilmente ai suoi ultimi mesi a Cagliari o comunque da calciatore, e quindi la sua figura è meno importante. Deiola assume un ruolo importante e deve dimostrare anche di essere il leader di questa squadra. Gli equilibri di spogliatoio deve essere lui in grado di tenerli. Quanto a Mazzitelli, stiamo parlando di un ragazzo d'oro, un professionista serissimo, che ha avuto difficoltà da un punto di vista fisico, che a Cagliari stava ritrovando continuità, che è una carriera che purtroppo è segnata da una serie di guai fisici che l'hanno rallentato nel momento chiave. Mina è leader, ma deve stare anche attento a non essere troppo leader, a non andare oltre. Sì, no, ci sono, però è il momento di tirarlo fuori per tutti. È il momento di tirarlo fuori da parte dei senatori, è il momento di portare qualcosa avanti dai ragazzi, dai più giovani. Tecnicamente, guarda, l'ho detto e continuo a ripetere che questa squadra, in quell'otto di squadre, è insieme al Sassuolo, è probabilmente quella che ha da un punto di vista tecnico qualcosa di più. Non è quadrata come l'Udinese, assolutamente. L'Udinese è una squadra a tutto tondo, infatti allontanata abbondantemente, ma di quel gruppo quelle che hanno da un punto di vista tecnico valori maggiori secondo me sono Cagliari e Sassuolo. Manca l'altra parte, non l'hanno ancora dimostrato. L'altra parte è il momento di soprattutto nel momento in cui la quota salvezza si sta alzando quindi bisogna fare un po' di punti. Poi la Cremonese va a perdere a Bologna domenica durante nel post pranzo di Pasqua
e le cose si risistemano. Però mi sono anche un po' stufato, sinceramente. Sono troppi anni che guardiamo sempre, si deve sempre guardare a chi sta dietro, ai suoi errori, alle sue difficoltà. Sarebbe bene che il Cagliari ne uscisse fuori nel giro di 2 settimane con le sue forze, ecco. È un augurio che faccio. Attenzione, si va contro il Sassuolo che non solo è una squadra interessantissima dal punto di vista tecnico, non soltanto dal punto di vista tattico, è quel tipo di squadra che personalmente a me piace tantissimo, quel 4-2-3-1, capace di fare una fase offensiva molto interessante. Stiamo parlando anche di una squadra che sta bene, perché nelle ultime 4 partite è andata a vincere con l'Atalanta, ha pareggiato, tra l'altro in 10 uomini era con l'Atalanta, la partita. È andata a pareggiare a Torino, che comunque non è mai facile, rallentando la Juventus, ha perso di misura il derby col Bologna e ha fatto comunque, pur perdendo, una buona figura anche all'Olimpico con la Lazio. È una squadra molto quadrata perché ha segnato 36 gol e ne ha subito solo 40 con una differenza reti di -4, c'ha 39 punti, è un grande allenatore, un ragazzo che sta facendo gavetta, sta crescendo e può essere molto interessante come Fabio Grosso. È un impegno da prendere con le molle. Vantaggio per il Cagliari sabato secondo me sarà il fatto che giocheremo in casa, perché il Sassuolo non c'ha pubblico, il Sassuolo è un'invenzione della Mapei, ci sarà trasferta libera, ci sono tanti sardi. Io ci avrò casa qui piena a Pasqua perché verranno per l'esodo di Reggio Emilia e poi saranno qui sabato a Pasqua. Saranno tanti e saranno decisivi giocheremo in casa e non è una cosa da poco. L'abbiamo visto anche assolutamente. l'ultima volta quando la Padula e Prati hanno firmato la salvezza. Sì. Va bene. Direi che poi, insomma, sarà tempo ovviamente e modo anche di parlare nei prossimi giorni, ma è evidente che quello che serve a questa squadra è la leggerezza mentale, soprattutto, secondo me. Togliere un po' di peso, perché sono molto d'accordo con quello che dicevi sulla forza mentale che Cagliari e Fiorentina di tutto il lotto forse hanno dimostrato di essere quelle più in difetto, ecco, rispetto ad altre. Vedremo, perché il Sassuolo è una squadra che appunto non ha niente da chiedere, sono belli salvi, tranquilli, si sono messi in una situazione di comfort che, insomma, anche il Cagliari poteva essere in quella stessa situazione, solo che quando c'è stato da fare lo switch, questa squadra non è riuscita a farlo. Va anche detto che nel Cagliari non ci sono Matic, non c'è Berardi, non c'è Pinamonti in questo momento, dico la squadra titolare, cioè giocatori che comunque non c'è Conè, giocatori che in questo momento fanno chiaramente la differenza e che appunto questa differenza poi si vede. Giuseppe, grazie. Aggiungo un'ultima cosa. Vai. Giocatori come Conè e Pinamonti, che è il grande errore che stanno facendo alcuni giovani del Cagliari dal punto di vista mentale, che hanno la fame perché vogliono fare uno step loro di carriera. Questo è qualcosa che secondo me un po' è mancato, perché nel periodo d'oro del Cagliari, in cui il Cagliari stava tranquillo, quello era il momento in cui tutti dovevano dare di più proprio per mettersi in mostra e fare uno step di carriera. Conè in particolare, per come lo sto vedendo, è lì centrato, mentalizzato per cercare di fare il salto di qualità e lo sta dimostrando in campo. Chiusa parentesi sul fatto che non è soltanto la squadra, sono anche i singoli che trainano il futuro e trainano tutto il resto. Grazie. Assolutamente sì. Grazie Giuseppe.
Buon lavoro, Grazie a ci vediamo voi. presto. Giuseppe. Buon lavoro a Grazie voi. come sempre. Ciao, Un Giuseppe. abbraccio. A voi. Ciao. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Altrettanto. Eccoci qua. E voilà. Quindi insomma confermato che la notifica è arrivata Sì, tra l'altro ho macchia di controllato, leopardo. non è arrivato Avrei usato un nemmeno a me. altro. Avrei usato un altro esempio. Ma Anche a me siamo- non è arrivato, lo sai? Sì. Nonostante sia abbonato. Sì. Non è No, vabbè, arrivato. ma non è solo abbonato o non abbonato, questa è una questione di No, iscritti, però le in notifiche teoria- le manda agli iscritti. Agli abbonati mandano una notifica speciale Ah, per i contenuti solo poi per li vedo. abbonati. Quindi, boh, vabbè. Non so perché Vabbè. non è arrivata. Non lo so. Esatto. Da buon lunedì, Va bene. giustamente. Scusa, come ogni lunedì Sì, è che si vero. rispetti. È vero. Vabbè, Quindi. la guarderanno in replica. Se la guarderanno in replica, chi non ci ha seguito in diretta. Va bene, ragazzi. Allora, grazie intanto per essere stati con noi anche questa settimana, anche questo inizio di settimana. Stasera, ricordiamo Luca, non c'è C'è Cagliari Social Arena. Cagliari Social Arena perché appunto non si gioca, quindi come sempre non c'è. Non ci sarà neanche lunedì perché è Pasquetta. Quindi l'appuntamento poi con Cagliari Social Arena è già stato detto, ma lo ricordiamo ancora una volta, Sì. tornerà il lunedì post Cagliari Cremonese. Ok, Esatto. quindi questo per un po' per dire. Mentre domani invece ci siamo, quindi domani mattina ore 10 come sempre sintonizzati, qui a Buongiorno 131. Quindi Ricordatevi che c'è il ricordatevelo fantacalcio già per gli dalla abbonati. notifica. Esatto, c'è il fantacalcio per gli abbonati, quindi fatevi i vostri calcoli e poi inviateli a Luca in privato. Visto che su già Telegram, qualcuno l'ha insomma. già, ha già mandato qualcuno, non li ho ancora fatti, perché comunque... Aspettiamo le ancora. nazionali, come sempre. Ecco, vedo sempre... Aspettiamo le nazionali, anche Sì. perché tipo Wesley... No, Wesley è Per esempio out, lesione, Appunto, quindi, e quindi già lui è fuori. già bisogna io non volevo capire- fare cambi in difesa e come Ecco. vedete invece sarò No, costretto però vabbè, a... dovrebbe essere 2 settimane, niente Non di ne frega importante. niente, lo Però cancelliamo dalla faccia della terra. anche Norton Caffey rischia di essere out, Tutti c'è miei, da praticamente. valutare Rabiot. No, Rabiot non ce l'ho per fortuna, poi vai, fai altri nomi. Chi era l'altro? Non me lo ricordo chi era l'altro. Comunque c'erano anche un altro. Ah no, Loftus-Cheek che è rientrato. Ecco, Loftus-Cheek che è ok. rientrato, doveva rientrare dalla 34esima, invece rientra con una protezione. Ecco chi era l'altro. Ian dell'Atalanta. Non è Che mio. salterà Va la bene. partita con la Svezia. e quindi Molto la sua bene. lesione. Ah, Dodò era. Ecco chi era il grosso. Dodò. Oggi si Non ce saprà l'ho. degli esami. Allora non è nessuno. Va bene. Su, via. Esatto. Tienitelo. Ci vediamo domani, ragazzi. A domani. Buona giornata a tutti. Ciao. Sigla. Ciao ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire.
Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.